ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. 1 milione di euro sono stati spesi per acquistare e collaudare 3 TAC di ultima generazione per la sanità siciliana, che sono state poi abbandonate, destinate agli ospedali di Enna, Gela e Acireale, non sono mai state accese. Il Codacons ha presentato per questo motivo un esposto denuncia alle procure di Catania, Enna e Gela e alla Procura Generale della Corte dei Conti della Regione Siciliana e all'ANAC. Un operaio di 45 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Palermo. L'uomo, originario di Carini, è stato ricoverato in ospedale a Villa Sofia con una prognosi riservata. L'operaio stava lavorando alla realizzazione di un supermercato Lidl in via Rosario Nicoletti. Mentre si trovava in cantiere, una inferriata gli è finita sopra e ha riportato diverse fratture. Sono in corso le indagini per verificare le cause di quanto accaduto. E sono 11 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Gianluca Maniscalco, il 32enne deceduto in ospedale dopo un ricovero. Secondo i familiari non sarebbe stato curato adeguatamente. L'autopsia è stata eseguita in compresenza dei legali della famiglia e di quelli dei medici indagati. Gianluca è entrato in ospedale lo scorso 4 dicembre per un malore. Gli è stato diagnosticato un problema ai reni. Dopo qualche giorno si è scoperto che era positivo al Covid ed è stato trasferito a Marsala, dove sarebbe arrivato già privo di vita. Dopo il distacco di un piccolo elemento lapideo della facciata barocca del Duomo di Siracusa, il comune avrebbe transennato in via precauzionale l'accesso al sagrato della cattedrale. A disposizione dei fedeli solo l'ingresso laterale su piazza Minerva. Per le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco. La situazione della facciata della cattedrale comunque non desta preoccupazioni, è monitorata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa, ma l'accesso al sagrato rimarrà inibito sino a inizio del 2023. È tutto per questa edizione. Il TG Flash vi aspetta con nuovi aggiornamenti nel pomeriggio alle ore 16. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, nel centro storico, mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.